Grazie Presidente. Qui stiamo parlando dell'applicazione di una norma della Regione Veneto. La legge 50 del 1993 che all'articolo 5 prevede chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione alla provincia competente per territorio entro 24 ore, la quale decide gli interventi necessari. Ai fini di cui il comma 1 è istituito da ciascuna provincia il centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà con una serie di compiti. Allora, ogni anno migliaia di cittadini veneti si rivolgono a questi centri che sono stati istituiti nelle diverse province del Veneto. Questi centri però adesso sono in gravi difficoltà perché non vengono più finanziati o sono finanziati in modo tale da non consentire la loro azione di recupero e cura di questi animali, nemmeno per pagare le spese veterinarie. Siccome sono volontari, per la maggior parte dei casi, basterebbe dare quel minimo di sostentamento per le spese del veterinario, perché per il resto questi volontari agiscono totalmente gratuitamente. Allora, siccome si parla di poche migliaia di euro, potrebbero essere circa 7.000 euro per ogni centro, 50.000 euro in totale, si chiede come mai ci sono dei centri, ad esempio come quello di Padova, che rischia la chiusura e addirittura centri che erano previsti come quello nell'Osi di Carpenedo di Albagnasego stentano a decollare nonostante appunto ci siano già dei progetti fatti ad hoc proprio per ospitare, ad esempio nella provincia di Padova, uno di questi centri. Assessore Pan, prego. Il tema relativo al mantenimento di funzioni previste dall'ordinamento in materia faunistico-venatoria deve confrontarsi ormai da alcuni anni con uno scenario di criticità correlate sia alla difficoltà di bilancio sia al riordino delle funzioni non fondamentali in capo alle province. Le criticità di natura finanziaria risultano oggettive, posto che con le tasse di concessione versate dai cacciatori lo Stato pretende, ignorando le dinamiche di contrazione del numero di cacciatori e contemporaneamente sottovalutando l'impatto sul territorio e sull'ambiente generato dall'incremento esponenziale della fauna selvatica, oggetto e non oggetto di interesse venatorio, di finanziare funzioni che richiedono una rivisitazione in termini di sostenibilità e corretta allocazione. Ciò premesso, le analisi e le valutazioni in atto finalizzate all'implementazione concreta delle disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali, che devono essere prodotte anche ai fini di un complessivo efficientamento del sistema di adempimento della medesima legge regionale 19 del 2015, si faranno comunque carico di individuare le più opportune azioni da intraprendere per garantire adeguati e sostenibili livelli di assistenza alla fauna selvatica in difficoltà. Grazie. Per la replica, collega Zanoni. Dopo, Assessore, le chiedo se per cortesia mi può far avere la risposta, perché in realtà non ho capito se verrà garantito il sostentamento di questi centri, perché ce ne sono alcuni che veramente rischiano di chiedere. Se è così mi fa molto piacere che la Giunta abbia trovato i soldi, perché ricordo che da poco, che ad esempio con un emendamento notturno alla legge di stabilità sono stati trovati 500.000 euro tolti dalla formazione professionale e dati al capitolo della legge sulla caccia, altri 250.000 euro sono stati trovati per il controllo e l'eradicazione della nutria. Sembra appunto incredibile che ci siano situazioni di disagio e di incertezza da parte di chi gestisce questi centri, perché non ci sono i fondi appunto sufficienti, quando si parla di circa 50.000 euro in tutta la regione. Quindi ben venga se verrà naturalmente trovata una soluzione. Naturalmente, Assessore, io cercherò di monitorare la questione perché a un impegno qui in aula segua nella realtà appunto il finanziamento di questi centri che, ricordo, sono previsti per legge e che svolgono una funzione molto importante, visto che moltissimi cittadini si rivolgono ogni anno, si parla veramente di migliaia e migliaia di cittadini, si rivolgono ogni anno a questi centri quando rinvengono degli animali feriti, in difficoltà, caduti dai nidi, magari anche incidentati lungo le nostre strade. Grazie.